C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici, anche oggi ci troviamo all'interno del Broletto. La parte del Broletto in pietra bianca si chiama Palatium Novus Maius, cioè Grande Palazzo Nuovo, e fu costruita tra il 1223 e il 1227 come sede del Podestà e del Consiglio Generale del Comune di Brescia. Il lato occidentale invece, che è in pietra in basso e in mattoni in alto, è di fine 200 e fu costruito per volontà del vescovo Berardo Maggi. Si chiama Palatium Novus Minus, cioè Piccolo Palazzo Nuovo. Bellissima è la loggetta delle grida, balcone dal quale venivano proclamati gli editti e le sentenze del comune. Sotto la loggetta ci sono 7 statuette, al centro c'è la giustizia incoronata con la bilancia in mano e ai lati 2 personaggi importanti. A sinistra un uomo con berretta podestarile e vestito abbottonato, a destra un capitano del popolo. Tutti e 2 indicano la giustizia. Nel 1797 purtroppo la loggetta fu distrutta dai giacobini, poiché simbolo del potere. Venne ricostruita nel 1902 dall'architetto Arcioni. Sentite un po'. Maia o mangia i redez dalla raiz. Che significa? Mangiare i radichi della radice. Che vuol dire maia? Questo non lo so, cosa vuol mangiare i radichi? Non lo so. Io cosa vuol dire? Non lo so. Se si vedono le radici di qualche pianta. Perché? Dove siamo? Sì, ho capito. Che magari tante volte bisognerebbe guardare alle radici, forse. Radici lontane, Esatto. il nostro passato. Bravo. Che chissà si stava anche meglio, ma Chi lo sa? Possiamo tornare indietro, no? Quindi. no, purtroppo. Grazie, buona Grazie a passeggiata. voi tantissimo, grazie e complimenti ancora. Beh, da sotto Quindi, si mangia poco. grazie. Oh, Quasi. Mangia niente. Mangia i redez dalla raiz. Che vuol dire secondo lei? Porco Dio, il radicchio, ma c'è il radicchio che è buono, lo so, mia madre lo faceva a volte, che è proprio la raiz del... Però Lei li mangia ancora? ti diciamo le raiz, che è roba lunga e sono amare, però sono buone, a me piace. Fanno bene, di solito le cose amare fanno bene. Ma poi sì, qualcosa lì in generale. Grazie. mangiare i redini della raiz? Non lo so. Niente, questo niente. Vogliamo consultare qualche rivista magari. Grazie. Prego. Ciao. Mangiare i redez o maiai i redez dalla raiz. Che significa? Questo non l'ho mai sentito. Anch'io, però immagino che significhi che gli aspetti della vita devono essere considerati tutti, non solo quelli più positivi. Mi piacete perché siete filosofiche, brave, grazie. A lei. Arrivederci, grazie. Mangiare il radicchio dalla radice? Sì, beh, dai, sono venuto qui a 15 anni a Brescia e ce n'ho tanta. Complimenti, da Montecatini Terme a 15 anni qui e adesso a 80 anni. Sai che mi cogli in difficoltà? Mangiare il radicchio dalla radice, ma non ne so il significato però. Ti aiuto perché sei simpatico solo a te. Se mangi qualcosa da... Guarda, faccio così, ok? Che vuol dire? Se mangi qualcosa dalla radice... Vuol dire che sei sottoterra, quindi non va bene per niente. Auguri, tante cose belle. Ciao, grazie. Assolutamente incomprensibile, non lo so. Il radicchio dalla radice, però è un'allegoria anch'essa. Sì, è un po' triste. Cioè, vuol dire Perché? avere molta fame e quindi sfruttare tutta la pianta. No, se qualcosa arriva dalla radice è perché noi siamo Caduti troppo in basso. maia o mangiai redez dalla raiz. Tradotto significa mangiare i radicchi dalla radice. Se mangiamo qualcosa dalle radici è perché noi siamo un po' più sotto delle radici. Siamo sotterrati, insomma, siamo morti. Quindi maiai redei della raiz vuol dire essere morti. Alla prossima, arrivederci. Ciao!